Eccoci tornati in onda 11:41 dal terzo livello della Grande Mela, Radio Bella Monella, Radio Peter Pan, Gol de Ponta, l'appuntamento della domenica mattina dalle 11 alle 12:30, ma noi ci ricolleghiamo adesso con il Bifido. Ciao Bifido, ci sei? Sì, ascolta, è andata la linea. È caduta la linea, sì. Non ti sentivo più. Perché mi sono arrabbiato qua col banco, ma aspetta che ne provo un'altra banca. Aspetta perché stai prelevando, come mai? Sì, se scrivo a far benzina. Devi far benzina. Ok, fa miscela. Prova, sentiamo in diretta il Bifido che preleva. La tessera. Sì, vai. Ho capito, l'ho inserita. Vai. Un attimo. Sì. Digitare il codice segreto. Digitare, aspetta, ecco, non me lo ricordo più. Codice, sì, quello qua. 1, 2, 3, 4, ok? Sì. Siamo spiacenti, ma il suo conto è asciutto. Come Ezio Gianni che non fa un sorriso. Neanche a pagarlo oro. Sto vigliaco sto in grado. Smarso. Come è risciutto, lei già? Ma non so che, come è risciutto? Aspetta, adesso sa cosa fa? Si prega di ritirare la tessera e anche velocemente, che non gaven tempo da perdere coi pori cani come ti. Vado a pori cani che... ma senti sta qua? Aspetta un attimo, aspetta che è un'opzione qua, aspetta, se va a schissare. Sì, sentiamo. Le consigliamo di andare dai frati de Barana, che magari ha ancora un piatto de minestrone coi fagioli. Un tocco di strachin e una quarta pastanote. Una quarta pastanote, strachin. Le do zitto, buona. Non si fa. Cosa dice adesso? Sentiamo. Un'ultima roba. Prova a chiedergli a quei che al governo se noi se vergogna mia. La grassi smarsi che noi è altro. Ma che banca è questa? Ma che banca hai, Bifido? Come si chiama la tua banca? Non lo so. Non posso mica fare pubblicità. Non puoi, è meglio perché sì. Forse che avrà ancora arrivato il suo stipendio. Ho capito. Perché lavori adesso, Bifido? Lavori, dico. Sì, ogni tanto. Cosa fai? Cosa fai di lavoro, dico? Ma lavoro in saltuari. Saltuari. Sì, poi fa un po' di ho capito. Ma penso che allora forse il bonifico non ti è ancora arrivato, Forse quella. Va bene, dai. Va bene. Voglio domandare a mio nonno se mi presta un deca la fa miscela. Ok. Dove vai? Città? Sì, vado in città, Frangiretto. Va bene, dai. Ok. Va bene. Ciao, stai bene, sento. Ciao Bifido. Vai in letto e sulla. Sì, ciao. Mettete in bola. Ciao. Salutami la tua banca perché veramente è la numero uno in assoluto. Ciao. Vabbè, dai, insomma. Sentiamo allora adesso se c'è qualche altra persona al telefono. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, pronto. Buongiorno. Sì. Un'informazione. Sì. C'è Falea? No, Falea non c'è. Devo chiedere se mi prendeva un'aspirina. Ho capito. Va bene. Grazie a lei, si figuri. Salve, grazie. Sì, pronto? Sì, pronto. Sì. Ciao, Sant'Etola. Ciao Sessora, come stai? Come stai? Che piace. Bene, sto molto bene, sai, ciao. Ma tutto bene? Tutto bene, tutto alla grande. Tu come stai? Come stai, Sessora? Insomma, dai, basta lasciarla qua su Facebook. Sei lì su Facebook, ho capito. Sì, c'era qua che ci schiavo su Facebook. Sì. Ho detto che riuscivo altri che facevi la diretta. Allora, allora mi sono sintonizzato. Ho capito. Aspetta che poi chiamarli. Bravo, hai fatto bene, Sessora. Ascolta, sì, dimmi tutto, ma Sessora. Siete quelli che hai caverisci? Un pochino, dai, diciamo, ma non tanto. Siete quei 4 occhi su sanghetta ma è merda cavaletta? Sì, grazie. Sì, certo, so io. Allora, sento che mi pare di averti visto. Sì? Quando mi hai visto? Quando? Questa è la Vespa rossa. No, la Vespa rossa no. Che colore è la? La Vespa non è rossa comunque. La mia rossa, no, capito? Mi pare che neanche un riflesso rosso. No, di la verità non è neanche una Vespa comunque. L'aveva visto alla festa del risotto. La festa del risotto alla festa del risotto coi sassi. Coi sassi? Come coi sassi? Che sassi? È una specialità per quelli che digerisce anche i sassi. Ho capito, fantastico. Buona deve essere. Mi pare di averti visto lì. No, non ero io, sai, mi spiace. Devi avere una giacchetta a scacchi. A scacchi, sì. Sì, certo. E le braghe di veluto coste larghe. No, non
non vesto così. Ma detto che te con stivaloni. Con stivaloni, con stivaloni, certo. Vabbè, scusa. Niente, figurati, dai. Senti, Sesso, cosa fai oggi di bello? Ci abbiamo arrabbiato. No, figurati, no, ma figurati, scherzo. Calmo, sì. Voleva dirti su. No, ma guarda che non c'è problema. No, per fare che delle volte te incassi con la gente. Ma stai scherzando, se? No. Sento quel che te telefono. Ma come? Ma come, dai? Quel che Volberta ha fatto un corso con Masso così. Appunto. Sento, va bene. Risenti. Va bene, dai, Sessola. È stato un piacere sentirti, Grazie, va bene? grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie. Ascolta, su Facebook come va? Bene? Bene, sì. Quanti amici? 66, sempre fermi. 66, va bene. Nessuno so. È come quando è mai pesante, no? Ma nessuno so. Resta sempre lì. E resta tutto lì. Va bene, dai. Ok. E che acidità, che la gastrite. Va bene, dai. Grazie, Sessola, sai. Ok. Ciao, grazie. Ho dimenticato adesso, prima di passare alla prossima telefonata, i messaggi che sono arrivati al nostro 338 99 43 070. Ciao Butei, sempre grandi, forza Hellas, Vanni da Cavrin. Ciao Butei, pensavo veramente di essere un grande amante finché mia moglie non l'ha madito che la soffre di asma. Grande Beppe. Claudio da Maran. Va bene, ciao, grazie Claudio. E vi ricordo ancora 338 99 43 070, il nostro numero di SMS, c'è anche il fisso 0423 73 66 90. Ma sentiamo se c'è qualche altra telefonata, apriamo le linee. Eccola qua, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Stammi attento. Sì, dimmi. Ho una domanda per te. Sì, ciao, dimmi pure. Però ciao. devi essere sincero. Sì. Figurati. C'è l'ulite? No, guarda, no. Purtroppo. Ho detto chiaro e tondo. Sì. C'è l'ulite? No, l'ho capita, ma non c'è. Senti, sì, guarda, mi fai cosa perché senti a mentire. Allora, ti ripeto, io sono buono, calmo e tranquillo ed educato. Certo. Se c'è l'ulite, me lo devi dire. No, allora tutto si sistema, ne parliamo da persone intelligenti. Sì, certo. Se invece sei a dire che non c'è l'ulite, vecchio, io prendo su. Cosa fai? Okay. Vengo lì, ti prendo dal coratino e ti faccio la faccia come un paiuolo. Vabbè. Non ci credi? No. A parte che devi stare tranquillo. Non alzare la voce. Non alzare la voce con me, sto parlando forte io. No, ma ci mancherebbe. Ti ho offeso? No, per caso ti ho offeso? No, ti ho solo chiesto. Un po' cattivo, c'è l'ulite? No, allora, se non c'è, mi dici la verità, non tutto c'è. si sistema qua. Altrimenti vengo lì e va bene. Da uomo. Sì, ok. Ascoltami. Sì, dimmi. No, ma ti ascolto. Ci mancherebbe. Ascolta un attimo, ma io ti ho offeso. No, adesso mi dici, se io ti ho offeso, vecchio, allora. Ascolta, va bene. Ok, allora Meoli. Metto su Meoli, va bene, ciao. Va bene. Vabbè, ciao. Oddio, fantastici questi. Sentiamo un po' se c'è un'altra telefonata adesso. Sì, pronto? Pronto, ciao, sono Benito. Ecco, mancavi solo tu, Benito. Posso dirti una roba? Sì, dimmi pure, Benito, dimmi. È Gary Zonquel che ha appena telefonato. Perché sentiamo? Perché te hai un carattere di merda. Ok, ciao Benito. Ciao.